Carlo Verdone, da Un sacco bello a Benedetta Follia, quanto è più difficile oggi far ridere rispetto ad allora, agli anni Di più, '80? di più, una volta avevo tanti proietti, erano i miei personaggi, però poi a un certo punto arriva un momento in cui uno si trasforma e allora sì, che faccio? Personaggi della mia età? Vabbè, ma che senso ha? Ho fatti talmente tanti in tutta la mia carriera, in sketch televisivi, al cinema. Più difficile oggi perché una volta scrivevo i film sul tipo, sul carattere. Oggi devo scegliere un tema della società, un'emergenza, una fragilità, una debolezza, un'ossessione e metterla in scena e quindi adattare il mio personaggio al tema che sto trattando. Benedetta Follia è anche un film sull'invasività dei social, degli smartphone che praticamente occupano un posto fisso nella nostra vita? Anche sì, e beh, in un certo senso sì. Ormai vedi che si sono impossessati anche dei sentimenti, quindi gestiscono in qualche modo i tuoi gusti, ti aiutano a trovare l'anima gemella e la maggior parte vanno incontro a delle sconfitte, altri sono più fortunati. Io, per esempio, ho due coppie di amici che si sono incontrati su questo sito di incontri, famoso, Tinder, e sono sposati. Quindi una coppia ha addirittura due figli. Quindi reggono meravigliosamente, sono 3 anni. Quindi l'eccezione conferma la regola. Senti, una delle rivelazioni del film è Ilenia Pastorelli. Com'è stato lavorare con lei sul set, visto che è Bellissimo. un ciclone? Lei è un ciclone, però lei è una ragazza veramente seria. Nella sua semplicità ha un grande senso professionale e poi porta tanta spontaneità, tanta naturalezza al film, al racconto. Sembra tutto così vero. Lei riesce a trasportare molto di quello che è la sua vita, molto di quello che è lei. Però non è che lei, sai, portare se stessi, come spesso la criticano, fa se stessa. Sì, ma anche fa te stesso non è una cosa semplicissima. Però in realtà lei non è esattamente quella che è nel film. Lei ha dei suoi momenti di silenzio, ha dei suoi momenti di riflessione. Come ho detto in conferenza stampa, è una ragazza che ha un animo molto poetico. E questa è la cosa che più mi è piaciuta e mi ha fatto innamorare di lei e ho deciso di prenderla nel film. Questa cosa l'avevo già notata in Gico Robot, però questa sensibilità, questa poesia che c'è in lei, che arriva da una periferia lontana in qualche modo, però la fa essere anche una ragazza del buonsenso. C'è un pezzetto da Anna Magnani e un pezzetto dalla sorella, che messi insieme è una Ilenia Pastorelli, secondo me. Senti, Sembra una ragazza fine anni 50, veramente. l'ultima domanda, se guardi indietro a quegli inizi, alla televisione, poi al primo film Sacco Bello, la difficoltà anche di produrre Bianco Rosso e Verdone, avresti mai detto nel 2018 saresti stato... No, no. Io dentro di me pensavo se tutto andrà bene durerò 4 anni, dentro di me. Dopo, però poi quando però c'è stato il successo di Borotalco, mi sono detto no, forse posso durare ancora di più. È stato difficilissimo gestirmi. Il mio è un successo, lascia perdere i temi che sono riuscito a trovare, a raccontare, però è stato un successo di come mi sono amministrato. Credo di aver dato sempre un film diverso, di aver fatto del mio meglio. Qualche film poteva venire meglio, qualcuno è venuto molto bene, però alla fine credo di aver raccontato dei decenni con dei film che ci appartengono. Penso di averlo fatto bene, con professionalità, con passione soprattutto, con curiosità, con stupore.